Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash del New Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti del pomeriggio. Continua il terremoto politico alla regione siciliana. Alla luce del quadro delle indagini che ha interessato Ampie e Cuffaro, il presidente Schifani ha deciso di far fuori la nuova Democrazia Cristiana, rimuovendo dagli incarichi e dalla giunta gli assessori Albano e Messina. La regione siciliana ha invece compiuto un passo decisivo nella strategia di transizione ecologica e sostenibilità energetica. Ha approvato il nuovo piano energetico ambientale regionale proposto dall'assessore all'energia Francesco Colianni. La cronaca con il pesante bilancio di 2 morti e un ferito a seguito di un incidente verificatosi sulla statale 121 Palermo-Agrigento. Grave un 27enne che guidava sul furgone che si è scontrato con un'auto. Cessato il trabocco lavico dal cratere nord dello Stromboli, l'attività esplosiva registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è attualmente di bassa intensità. E in chiusura il meteo, nessuna allerta per domani. In Sicilia si potrà godere dell'estate di San Martino con temperature nella norma e sole un po' ovunque. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito. Buona serata.